È stata trovata senza vita in zona Fratte, tra Vittorio Veneto e Cappella Maggiore, la donna di 56 anni di cui non si avevano più notizie da giovedì. A dare l'allarme i familiari della donna che si sarebbe allontanata da casa a piedi ancora con le ciabatte addosso ed un giubbotto lungo. Le ricerche da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile sono andate avanti fino ad oggi pomeriggio, quando il corpo è affiorato in un canale dell'Enel. Dopo l'elicottero e i droni questa mattina a Vittorio Veneto erano arrivati anche i sommozzatori dei vigili del fuoco del comando provinciale di Venezia. Ieri i pompieri avevano allestito l'unità di comando locale di fronte al municipio, coordinando le ricerche di carabinieri e protezione civile. 100 uomini in campo. Questa mattina battute anche le zone interne ed esterne di fabbriche e casolari abbandonati. La donna sarebbe uscita di casa in stato confusionale. La morte potrebbe essere la conseguenza di un atto volontario. Una tragedia nella tragedia. La 56enne aveva da poco perso un figlio.